Eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 gennaio 2021. Quindi questa è una nuova settimana e andiamo a vedere quello che ci riserva questa nuova settimana che va dal 25 al 31. Va bene? Allora, voi continuate sempre a seguire questo mio canale, non dimenticate mai di iscrivervi se non l'avete fatto e di attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando io vado a caricare un nuovo video voi non ve lo perderete perché vi arriverà la notifica. E andiamo con l'oroscopo di questa nuova settimana. Iniziamo col segno dell'Ariete. Amore, in questa settimana potrete chiarire determinati aspetti della relazione con il vostro partner. La faccenda sarà ancora più importante se non avete chiarito alcune questioni immediatamente e le avete trascinate dietro nel tempo. Dopo aver messo le cose in chiaro potrete finalmente recuperare il rapporto con la vostra dolce metà, di nuovo via alla complicità. Lavoro invece per questa giornata, non ci saranno grandi novità per progetti professionali. Dovrete continuare a lavorare durante per raggiungere i vostri obiettivi della settimana. Il segno del toro. Amore. L'umore di questa settimana potrebbe non farvi essere del tutto sereni. Sarete un po' capricciosi. Dovrete fare molta attenzione a questo nervosismo, che potrebbe cambiare le cose anche nei rapporti. Sarà fondamentale cercare di controllare le emozioni per sapere sempre cosa fare e cosa dire. Evitare ulteriori tensioni sicuramente potrà aiutare le relazioni. Lavoro, occhio a qualche incomprensione con i colleghi sul posto di lavoro. Potrebbero nascere litigi con i collaboratori. Sarebbe meglio concentrare le energie per dedicarsi agli impegni, ai sogni nel cassetto a cui tenete veramente. Il segno dei gemelli, amore. Questa sì che sarà una bella settimana per i sentimenti e le coppie innamorate. Se avete un partner al vostro fianco, in questi giorni riuscirete a dedicare molto tempo e attenzioni al vostro amato. Grande intensità per il rapporto di coppia, potrete godervi al massimo le emozioni insieme e potrete ritrovare un bellissimo equilibrio. Nel lavoro invece attenzione alle prime giornate di questa settimana in cui potrebbe esserci qualche problema sul lavoro, soprattutto con i colleghi, poi le cose dovrebbero andare per il verso giusto. Il segno del cancro. Amore. In questa ultima settimana del mese di gennaio saranno giorni tranquilli e di recupero. Magari ultimamente non è stato troppo facile per voi e finalmente potrete vivere la giornata in maniera più serena. Che siate impegnati in una storia d'amore stabile oppure avete intrapreso una nuova conoscenza con una persona speciale. Belle notizie in arrivo per i rapporti affettivi. Sul lavoro invece probabilmente non ci saranno grandi cambiamenti e novità per il momento, ma sicuramente ci sarà più positività e ottimismo. Sarà il caso di continuare così e impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi professionali. Quindi voi del Cancro passerete una bellissima settimana. Il segno del Leone. Amore. Niente male
questi giorni per le storie d'amore. Anzi, qualcuno però sarà spinto a fare qualche piccola riflessione in più sul rapporto con il partner. Potrebbe essere necessario fare un cambiamento, magari prendere una decisione. Forse dovreste modificare il modo di fare anche con la vostra dolce metà. Dei piccoli accorgimenti avranno la loro importanza nella relazione. Sul lavoro invece in questa settimana forse non vi concentrerete troppo sul lato lavorativo. Avrete un occhio di riguardo soprattutto sulla vostra sfera intima personale, con i sogni comunque mai demordere, mi raccomando. E andiamo col segno della Vergine. Amore. L'umore dell'ultima settimana di questo gennaio non sarà affatto dei migliori. Probabilmente non sarete troppo ottimisti. Se avete un partner e siete innamorati, potrete godere del sostegno, della forza dell'amore per andare avanti. Solo così potrete trovare le giuste energie e la giusta ricarica. Molto bene il rapporto amoroso, soprattutto durante il weekend. Sul lavoro, invece, come abbiamo detto, le energie non saranno troppo coraggiose. Potrebbe mancare un po' di entusiasmo. Occhio e a controllare anche comportamenti e modi di fare in questi giorni di tribulanza e pessimismo generale. Il segno della bilancia, amore. I primi giorni di questa settimana dovrebbero essere abbastanza tranquilli e sereni per le coppie, ma pure per i single. Se siete impegnati in una storia d'amore, sicuramente dovrete fare un po' di attenzione in più durante il fine settimana. Gli ultimi giorni, infatti, potrebbero esserci delle incomprensioni con il partner. Potreste iniziare a nutrire qualche dubbio e delle preoccupazioni nei confronti della relazione di coppia. Sul lavoro invece, bellissimo il cielo per le questioni lavorative. Sarà molto interessante il rapporto con i collaboratori. Dovreste ricordarvi che l'armonia è importantissima anche sul posto di lavoro. Il segno dello Scorpione, amore. Per i sentimenti e le emozioni questi non saranno giorni troppo semplici da affrontare. Probabilmente potreste tirare in ballo delle vecchie questioni del rapporto con il partner e le faccende potrebbero complicarsi in maniera particolare. In certi giorni sarà veramente difficile trovare un equilibrio e un ottimo di serenità con la propria dolce metà. Sul lavoro invece più tranquillo il clima sul lato professionale, dove non ci saranno particolari problemi, ma nemmeno troppe novità per i progetti. Il segno del Sagittario. Amore. Ci sarà un nuovo e bellissimo ottimismo per questi ultimi giorni di gennaio. Potrete cantare su delle belle piattaforme, potete essere al centro dell'attenzione, o meglio contare su delle belle stelle per ricominciare a credere in un sentimento. I problemi e i disagi di coppia non costituiranno più un ostacolo irrisolvibile, ma tutto il contrario. Occhio però alla comunicazione, ai discorsi con il partner che potrebbero avere conseguenze. Scusate. Sul lavoro positività anche sul posto di lavoro dove deciderete di credere fino in fondo nei vostri progetti di lavoro, nei sogni nel cassetto e obiettivi prefissati molto bene.
E andiamo con il segno del Capricorno. Amore. Le giornate di gennaio saranno piuttosto tranquille per quanto riguarda l'amore. In questa settimana nessuna grande buona nuova, ma nemmeno grossi problemi con il partner. Potrete dunque approfittarne per vivere il rapporto in maniera molto serena. Poi, poi più in avanti si vedrà, tutto il resto è felicità. Lavoro e energie per niente interessanti e incoraggianti al lavoro, dove è molto probabile che qualche compito o progetto non vada come programmato. Sarà importante la comunicazione con colleghi e collaboratori per capire al meglio gli errori. Acquario. Amore. Non saranno sempre giorni tranquilli per godersi le emozioni di coppia o per fare qualche nuovo ed importante incontro. Con tutta probabilità dovrete affrontare delle giornate di agitazione. Non ci sarà un grande entusiasmo o troppo ottimismo nemmeno per i rapporti. Difficilmente comunque ci saranno questioni irrivedibili sul lato sentimentale. Sul lavoro invece occhi aperti perché potrebbe essere il momento giusto per sfruttare qualche buona occasione. Cercherete di capire quali sono i vostri scopi professionali e qual è il futuro che sperate di raggiungere. Per consapevolezza per i sogni nel cassetto e gli obiettivi di lavoro. E infine il segno dei pesci. Amore. Questa ultima settimana del primo mese dell'anno inizierà relativamente bene. Relativamente perché non ci saranno grandi novità e nel rapporto con il partner tutto potrebbe apparire un po' piatto. Sabato e domenica potrebbe esserci qualche cambiamento per le coppie, ma non in positivo. Dovrete fare molta attenzione anche agli atteggiamenti perché potrebbero nascere litigi e incomprensioni. Equilibrio in difficoltà. Lavoro per il fronte professionale, le stelle di questa settimana saranno abbastanza simili a quelle dell'amore. Se inizialmente tutto vi apparirà un po' fermo e statico, poi potrebbero nascere dei piccoli disagi. L'attenzione e l'impegno avranno sicuramente un ruolo importante. Occhi aperti sul tutto. E così abbiamo terminato anche questa settimana l'oroscopo che va dal 25 al 31 gennaio 2021. Il sottoscritto vi saluta, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e auguro a tutti voi che le stelle siano sempre con voi. A risentirci.